Ora vogliamo realizzare un fiore con la tecnica del doppio colore. Andiamo a prendere prima un po' di bianco e poi un po' di blu. Facciamo una prova e vediamo. Perfetto, i nostri due colori così si miscelano. Facciamo un fiore molto semplice. Partiamo col primo petalo, 1, 2, schiaccio un pochino, torno su e infine schiaccio un pochino e torno su. Ok, abbiamo realizzato questi 4 petali. Qui facciamo, per riprendere nell'angolino molto più piccolo, una cosa analoga, quindi invertendo i colori faremo 1, 2, 3 e 4. Possiamo aggiungerne uno anche qui. Ok, ora andiamo a fare le rifiniture. Molto semplicemente io decido di ripassare quest'ultimo col blu nel suo contorno, però prima ancora vado a fare dei puntini al centro di questo per fare proprio l'effetto del centro, dei piccoli puntini. Ok, invece qui vado a fare le sue rifinitura. Ok, proseguirò un pochino di più. Una sistematina. Ok, possiamo anche ritoccare laddove ce ne sia bisogno. Perfetto. Io qui, giusto per aggiungere un qualcosa, potrei fare una decorazione così. E qui giù ci voglio fare delle spiraline. Una, 2, così. Aggiungiamo dei pallini. Così. Così. E ora col bianco arricchiamo il centro dell'altro fiore, quindi faremo dei pallini anche qui. Scesa la goccia, lo assorbiamo subito. Questo succede perché non ho assorbito bene il pennello. Allora, così.
andiamo a mettere per esempio qui i pallini bianchi in posizione in contrasto con quelli blu. Io direi di aggiungerne un po' anche qui. Ora basterà lucidare il risultato, eccolo qui.